Camilla è del 1933, Maria è di un anno più giovane. Per diversi motivi entrambe non hanno avuto la possibilità di conseguire la licenza elementare e ora, più di 70 anni dopo, entrambe tornano a scuola alla Don Bosco di Teolo. Ma Camilla e Maria si sono reiscritte anche per permettere alla prima elementare di raggiungere la soglia dei 15 iscritti e di fatto contribuire così a salvare l'istituto dal rischio chiusura. Un gesto che ha oltrepassato i confini di Teolo e del Veneto e che rappresenta una realtà in cui spesso bisogna fare i conti col calo delle nascite o con problemi di spopolamento, ma anche un gesto a suo modo coraggioso a giudicare dalle reazioni degli altri anziani del paese. Lei sarebbe pronto a iscriversi per salvare la scuola elementare? No. Perché? Perché è sempre stato di basso livello e basso sulla stamina. Via. E allora un motivo in più per andare a scuola. No, anche come altezza, sono basso dappertutto. Non andare a scuola neanche quando era ora, che non vedevo, non che mi voglio studiare e neanche mi piaceva andare a scuola. Quindi niente, lei non ci Niente, no, proprio non mi interessa niente. I ricordi qui corrono inevitabilmente a un'altra Teolo, una Teolo che non c'è più. La mancanza di iscritti a scuola è infatti uno dei sintomi di un mondo che è cambiato. Teolo, quando ero bambino io, c'era 3 botteghe di casolino, 3 fruttaroli, c'era un commercio di frutta, era tutta un'altra vita, 40 anni fa, 50. E adesso è così, un po' dappertutto è così. Eravamo dentro di scuola e eravamo 50. Adesso non si tratta di 50-60 bottiglie, niente, una formazione enorme. Adesso non ha bottiglie, niente, non vogliamo vedere separatamente. C'era tanta gente, adesso sento parlare di queste cose qua, dispiace perché Teolo sennò diventa, hanno salato alberghi, il forno, hanno fatto tante cose, diventa un borgo che va finito. Mise 7 anni che abito qua, ma già 3 anni fa che ne parlava da chiudere questa scuola, perché avevo anche i nipoti che andava su, ma dopo non ho più, non sapevo cosa dire.